Non si arrendono i clienti truffati da una consulente di Poste Italiane che vogliono riavere i soldi che gli sono stati sottratti. Così stanno pensando di riunirsi ed avviare un'azione da attivare davanti al giudice civile contro Poste Italiane. Questo perché la 44enne residente nel veneziano, che ha messo in atto il raggiro, risulta sparita da quando è stata indagata. La donna, che lavorava soprattutto a Mogliano nella sede centrale, ha pensato bene di trasferire del denaro dei clienti sul suo conto corrente. Avrebbe sottratto diverse somme promettendo di investirle in qualche prodotto finanziario, cosa che ovviamente non faceva. Non solo, ma avrebbe anche fatto firmare distinte di prelevamento effettuato attraverso la loro carta di credito o banco posta. Nel mirino della truffatrice soprattutto gli anziani. Così il figlio di una delle vittime ha deciso di lanciare un appello. Voi volete formare che cosa Una qui? class session insieme per cercare di recuperare i soldi che stati ammancati nei vari conti correnti in questa della filiale della Posta Italiana di Milano. 19 le vittime che hanno segnalato gli ammanchi. Pensiamo, dice Alberto Fagherazzi, figlio di una delle vittime, ad una causa collettiva per cercare di recuperare, almeno da Poste Italiane, i soldi che sono stati tolti dai conti correnti o dai libretti delle persone che sono state truffate da questa signora. Il raggiro risale al periodo compreso tra il novembre 2019 e ottobre 2020 e da allora i truffatori combattono per riavere il maltolto.